Avanti al centro con Monti, meglio soli dicono all'UDC, né con Bersani né tantomeno con il PDL. Mario Catania, ministro dell'Agricoltura nel governo tecnico, capolista nel collegio Veneto 1 per la Camera, lo dice chiaro. Il nostro programma è molto diverso da quello del PD, non siamo in concorrenza col PD, siamo alternativi al PD. Chiediamo consenso, il Paese ha bisogno di serietà e di competenze. L'agenda Monti e l'UDC dentro l'agenda Monti col suo patrimonio possono dare una risposta a tutto questo. All'UDC non andrebbe bene nemmeno un PDL senza Berlusconi. Catania è categorico, non è più un partito serio. Il PDL viene da 20 anni durante i quali ha tradito la fiducia degli elettori. Il PDL e Berlusconi hanno illuso gli italiani, inventando ogni volta obiettivi che non sono stati mai raggiunti, parlando di una liberalizzazione che non c'è mai stata. È il momento adesso della serietà. Mario Catania, classe 1952, nato a Roma, prima di fare il ministro per l'agricoltura da molti anni è stato un dirigente dello stesso ministero. Un tecnico che garantisce Antonio De Poli, pur non essendo veneto, farà di tutto per sostenere l'agricoltura della nostra regione. Ma le polemiche in casa UDC sulla candidatura paracadutata del romano Catania però bruciano. Con molta serenità, purtroppo è questa legge elettorale, passatemi il termine, schifosa, che noi volevamo cambiare con le preferenze e che Berlusconi, in modo particolare assieme con i suoi amici della Lega, ha fatto cadere il governo un mese prima per non fare la legge elettorale. Dietro Catania, in lista alla Camera nel collegio Veneto 1, ci sono il veronese Stefano Valdegamberi, già assessore regionale, il vicentino Massimo Pecori, assessore comunale a Vicenza, il segretario padovano Paggiaro e la rodigina Stefania Tescaroli. Credo che l'esperienza di Vicenza possa fungere da modello. Noi abbiamo scelto di avviare un'esperienza civica, al centro gli interessi dei cittadini, nel nostro caso vicentini, e credo che questo modello possa funzionare anche per l'Italia. Tutto bene a Vicenza tra UDC e PD, mentre Cesare Paggiaro, segretario padovano, scudo crociato, esclude intese romane tra il suo partito e il centrosinistra. Se Monti dovesse sostenere in un futuro probabile Bersani, la convivenza con Vendola come sarà? Insostenibile.